Un'immagine che non ci toglieremo mai dalla mente è il vedere l'ospedale circondato da militari col mitra, che è stato le 36 ore che ci hanno bloccato all'interno dell'ospedale quando abbiamo avuto il primo decesso di un paziente Covid positivo e per 36 ore non abbiamo potuto uscire dall'ospedale e neanche ricevere il cambio dai colleghi. È stata una situazione drammatica e che sembra quasi irreale adesso come a ripensarci. Si ricorda quel momento, quel 21 febbraio 2020, cosa stava facendo, cioè, cosa è successo quella sera quando è arrivata la conferma che effettivamente Adriano Trevisan e Turetta erano positivi al Covid? Allora, io mi ricordo perfettamente il fatto che abbiamo voluto fare un esame, quindi chiedere un tampone specifico per il Covid, cosa che non doveva essere fatta alla luce dei protocolli e delle indicazioni che abbiamo avuto. Abbiamo insistito lo stesso perché non ci tornava con tutto quello che avevamo visto fino adesso, fino a quel momento, e quindi aspettavamo l'esito di questo tampone. Però era una cosa che avremmo pensato impossibile che si verificasse. Quando è arrivato l'esito ci siamo resi conto perfettamente che era una catastrofe in quella cosa lì e quindi è stato un momento di smarrimento e di cercare di capire cosa sarebbe successo dopo, però me lo ricordo perfettamente. E poi è arrivata dopo un'ora, un paio d'ore la comunicazione che non potevamo uscire dall'ospedale, che dovevamo essere prima tutti tamponati e poi si vedeva cosa fare. Per i primi giorni sembrava che morissero tutti i pazienti, nel senso che non miglioravano, non vedevamo dei miglioramenti, non vedevamo cambiamenti nei pazienti, perché in effetti la patologia, soprattutto con i primi virus, che secondo me hanno qualcosa di diverso dalle varie mutazioni, i pazienti per i primi 10-15 giorni non mostravano nessun segno di miglioramento. Ci siamo trovati di fronte a una malattia incerta di cui sapevamo ben poco e anche come trattare i pazienti. Per noi questa è una cosa che è costato tantissimo.